In un giorno appena sono state già raccolte oltre 300 firme. Parte da Padova una petizione online sulla piattaforma change.org per raccogliere adesioni per chiedere al governo l'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid. Noi vogliamo nel nostro piccolo offrire uno strumento a chi ci governa perché prenda in considerazione, ma già lo stanno facendo, con serietà la possibilità di imporre un obbligo vaccinale che sarebbe la chiave risolutiva per uscire da questa emergenza. Tra i firmatari nomi illustri della politica come Arturo Lorenzoni, consigliere regionale Laura Puppato del PD e l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato. Siamo in un momento storico in cui serve coesione, dice Carrai. Spiace vedere manifestazioni continue contro il vaccino e il Green Pass che ogni sabato paralizzano Padova e fanno soffrire ancora una volta il commercio. Oggi invece, un po' per tutte queste false informazioni che girano sui social, questa forse anche un'ignoranza di base diffusa, fa sì che si alimentino sacche che portano poi a questi disordini di piazza, a queste manifestazioni. E mi dispiace anche vedere che poi i Novax cosiddetti che si ammalano e prendono il Covid pentirsi dicendo ho sbagliato, vaccinatevi tutti. Allora c'è bisogno di essere intubati, c'è bisogno di avere la morte di qualche caro per decidersi a abbracciare una logica vaccinale, oppure ci possiamo arrivare con i nostri strumenti affidandoci alla scienza. La petizione lanciata da Carrai vuole arrivare almeno a 500 firme, ma anche oltre, per poter sollecitare il governo a prendere una decisione a favore dell'obbligatorietà vaccinale quanto prima. Mi dispiace molto perché invece sarebbe questo il momento per dimostrare compattezza, unitarietà. Io mi ricordo quando ero bambino mi hanno sottoposto a delle vaccinazioni contro la poliomielite, il vaiolo, la tubercolosi e nessuno scuoteva la testa, anzi si apprezzava che la scienza offrisse un rimedio così importante per scongiurare queste malattie.